Buongiorno, buonasera o forse buonanotte amici bellini. Torna Di Lorenzo e non è una cosa banale per tutto quello che rappresenta anche a livello di duttilità. Io mi sto chiedendo se torna per tornare braccetto oppure può fare anche l'esterno, perché poi in quella zona là è proprio lì che poi è mancata tantissimo anche la manovra del Napoli, no? Noi diamo per scontata, beh, il Napoli deve fare queste cose, però era tanta roba la connessione con Di Lorenzo, anche Politano gioca un po' meglio. Quindi benvenuti, bentornati, lasciate un like perché questo è l'ultimo video, insomma, da questa location undisclosed. Sono andato via per un paio di giorni per necessità. Ieri su Calcio Fluido ci siamo divertiti a commentare la prima semifinale che porta l'Arsenal alla finale. Oggi c'è la partita che io ascolterò, guarderò in macchina, non lo so, spero di tornare in tempo per fare un commentino, se no ce lo portiamo domani perché comunque si deve commentare quella roba là e ci divertiremo. È una delle cose che volevo commentare, visto che ci sarà un po' di tempo prima della partita col Bologna, che non vorrei caricarla troppo, però per me è una finale di Champions. E lo sapete che non sono contentissimo, sono 15 finali, 14 finali, questa qua è una finale, nel senso che è una finale è uno scontro tra filosofie, si è parlato tantissimo di italiano, ed è una di quelle filosofie che a me piace. Attenzione, partiamo da questo, cioè italiano fa parte, un pochino meno quest'anno, ma fa parte di quegli allenatori là, Fabregas, Como, la stessa Roma con Gasperini, l'Inter, e poi c'è il Bologna, come quelle col PPDA più basso che cominciano a pressarti dopo un minimo numero di passaggi. Mentre alla fine della classifica c'è la Lazio, c'è il Sassuolo, c'è il Milan, quindi c'è sia Sarri, di cui non si fa altro che parlare di Sarri in questi giorni, va bene, quando lo ribatte anche Pedulla, che è un suo amico stretto, tu dici ok, allora qualcosa ci sta di vero, però sappiamo anche che in sede di calciomercato molte notizie vengono messe anche per far girare il nome, per mettere pressione magari a un'altra squadra che potrebbe essere interessata, per dare una sveglia anche alla Lazio. Dice che vuoi fare? Vogliamo rilanciare con Sarri però con un mercato fatto per lui, oppure stai mollando? Guarda che Sarri c'ha la proposta del Napoli, per dire. E quindi non si fa altro che parlare di questo. Però, vedete, in base poi ai giocatori che hai, Sarri e Allegri, vecchia scuola, molto diversi tra loro, sia chiaro, però sono quelli che fanno meno pressione in avanti. Lo stesso Grosso, che è uno di quelli però nuovi della nuova generazione, non lo fa. De Rossi lo fa, quindi è interessante. Faremo un'analisi approfondita di tutte le squadre, di tutti gli allenatori quando sarà finito il campionato. Però una cosa che mi veniva in mente è che sia Bologna che Milan, è una curiosità, sia Bologna che Milan ci hanno fatto male all'andata in campionato e poi abbiamo avuto la nostra, come si dice, la nostra vendetta, la revenge in Supercoppa, dove li abbiamo messi là, abbiamo vinto molto bene e quindi così. Poi abbiamo reincontrato il Milan e lo abbiamo battuto in campionato. La speranza è che si possa continuare in questa direzione, e cioè hai steccato la prima, ce la ricordiamo, quella partita col Bologna dove ci fu poi lo sfogo finale di Conte. Poi, quando li hai rincontrati nella Supercoppa, hai imposto la tua legge e, insomma, poi, così come hai fatto col Milan, adesso che ritornano, ci dovrebbe stare tutta la voglia di rimettere le cose in chiaro, e su 3 partite, una la puoi steccare, ma la seconda non la stecchi. Quindi questa è la speranza mia, di fare un'ottima partita. Sarei anche curioso di fare una partita all'attacco, mettendo la difesa a centrocampo per dimostrare, insomma, vi piace così, magari perdi, con la filosofia all'attacco. Però la cosa importante che mi premeva oggi è il recupero di Di Lorenzo, che lo vedrei bene. Ricordate quando siamo passati poi al 3-4-2-1? Io volevo Di Lorenzo
sulla fascia al posto di Politano. Politano poi ogni tanto veniva utilizzato anche da sottopunta, ma non funziona, ce l'ha detto anche Conte. Quindi Di Lorenzo là, perché da braccetto la consapevolezza che Di Lorenzo può soffrire alcune marcature, se lo prendono in imbucata, non è la sua specialità. Io Di Lorenzo lo voglio che si propone, voglio che vada fino sul fondo e poter interscambiarsi, fare la giocata codificata che parte un pallone per Højlund e lui va in profondità. Quindi mi è sempre piaciuto di più sull'esterno, però dobbiamo fare i conti con le indisponibilità di questo periodo, capire se Juan Jesus, dopo i motivi personali di indisponibilità, torna a disposizione, perché altrimenti abbiamo Buongiorno, che sono contati, Buongiorno, Rrahmani che ha chiesto il cambio, ma dovrebbe essere tutto a posto. Dall'altra parte Beukman, a destra. E poi Juan Jesus con quei problemi personali, quindi potrebbe essere arruolabile. Olivera anche aveva un affaticamento, quindi attenzione. Ed ecco che l'idea di poter mettere Di Lorenzo braccetto potrebbe essere una cosa. Poi la questione è anche di scelta, come lo vuoi affrontare il Bologna. Perché con il Como, che è una grande squadra, comunque tu sei sceso in campo con Alisson in attacco. Quindi non è che hai fatto una formazione un po' più conservativa, mettendoci un Elmas, Elmas è una dolente nota in questi giorni, ma vedremo. Quindi non è che arriva il Como e sei stato più difensivo, hai comunque messo in campo una formazione offensiva, forse la migliore che potevi mettere, come McTominay a centrocampo. Quindi non penso che stia ragionando in questi termini in questo momento Conte, dire, sai, il Bologna è una di quelle squadre che ti prende alta e che comunque ha potenzialità in attacco, Di Lorenzo lo sposto sulla fascia, così sono un po' più difensivo. Non lo so. Io credo che se ci sta, anche vista la disponibilità di quelli che ci sono in difesa, Di Lorenzo al 100% potrebbe giocare tranquillamente braccetto. E se hai la palla, l'abbiamo visto, il braccetto di destra diventa a tutti gli effetti un terzino, perché Beukema si doveva allargare, lo stesso Olivera si è allargato spesso. Quindi facendo il terzino ecco che si può ricreare una catena, perché Politano quando poi va a puntare l'uomo, se non ha un Di Lorenzo che gli si sovrappone da una parte, non la dà a nessuno e deve provare il solito puntare col tiro sul secondo palo oppure il cross. Quindi questa è un'altra di quelle assenze che secondo me ci siamo quasi abituati a non vederlo, perché Wagyu si è infortunato il 31 gennaio, sono passati 3 mesi, più di 3 mesi, cioè è difficile, è proprio difficile. Potremmo rivedere anche Vergara in panchina, l'unico che è veramente indisponibile ancora completamente è Neres, un'altra di quelle assenze di cui si è parlato pochissimo, e Neres cioè, aveva avuto quel momento in cui la coppia con Højlund era pazzesca. E poi Lukaku, si parla di Lukaku che è rientrato e che si sta allenando a parte, quindi rientrata diciamo, la polemica, no? Oppure la punizione di metterlo fuori rosa, eccetera, eccetera. Pare che si possa allenare, poi sa da capire se è abile e arruolabile, nel senso lo convochi perché lo puoi far giocare, non lo convochi anche se potrebbe giocare, questo se non glielo chiedono in post partita o in pre partita, perché stanno facendo queste mini interviste a Conte in pre partita che io devo recuperare poi quando finisce tutto, quindi quasi inutili, però mai veramente inutili quando poi ci possono dire delle cose che noi possiamo unire i puntini poi dopo. Quindi questo video è solamente per augurare un ottimo ritorno a Di Lorenzo, non ce lo aspettiamo fuoco e fiamme quando torni da un infortunio, da un'operazione, roba lunga, però c'è anche quell'altra verità non scritta nel calcio, che appena ritorni fai una buona prestazione, poi dopo ti riassesti, quindi la prima partita dopo il ritorno, bene, la seconda potrebbe essere un pochino meno, l'abbiamo visto anche con De Bruyne, l'abbiamo visto spessissimo, anche con Gulam, quando ogni tanto tornava, allora è tornato e poi se ne è risceso. Quindi bene così, abbiamo un po' di tempo per poterci avvicinare alla partita col Bologna e voglio fare una preanalisi molto interessante perché
Bologna comunque non è che ha cambiato modo di giocare, semplicemente sono cambiate le, come si dice, gli stimoli, le potenzialità ci sono, però se mentalmente poi dopo perdi un obiettivo, ne perdi un altro, poi ne perdi un altro, evidentemente non hai lavorato anche tu, giocatore del Bologna, al 100%, al 120%, che è richiesto da un calcio comunque dove devi fare il pressing tutto insieme, perché se lo fai con uno solo in meno si scompagina tutta la pressione offensiva, e quindi quello potrebbe essere stato il problema di Italiano quest'anno, che finisce molto, molto sotto in classifica. E non lo so. spero insomma che non spero di poter analizzare una bella partita e di capire quello che si può fare credo da New York, non lo so. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, non vi preoccupate, perché molti mi hanno scritto e vi ringrazio, dicono mollare, no, non mollo, non mollo, stiamo continuando anche quando non sono nello studio a fare i contenuti, e sono molto sereno, e c'ho anche una sorpresa per voi settimana prossima che credo apprezzerete tanto. Vi abbraccio e vi bacio, forse a più tardi, se riesco a fare il video per il PSG e per il Bayern, forse, chissà.